Una legislatura pulita, così è definita l'attuale, quella che si è aperta nell'ottobre 2012. Tuttavia non sono mancati gli indagati né i parlamentari sottoposti ad accertamenti della magistratura penale e contabile. Ma mancava l'arresto, l'ordinanza di custodia cautelare. Oggi sono arrivate pure queste e riguardano Nino Dina e Roberto Clemente, il primo presidente della commissione bilancio dell'ARS. Franco Mineo invece è un ex inquilino di Sala d'Ercole, peraltro già in passato coinvolto in una inchiesta giudiziaria. Nella scorsa legislatura furono addirittura 6 parlamentari finiti nei guai, in carcere e domiciliari e sospesi pure dalla carica a causa appunto delle misure cautelari. Si tratta di Fausto Fagone, eletto con l'UDC e poi passato nel PID, arrestato nel novembre 2010 con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta Iblis che ha coinvolto anche l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo. Altro deputato finito sotto inchiesta Giovanni Cristaudo, nei confronti del quale è stata rigettata la richiesta di arresto, e ancora Cateno De Luca, che 4 anni fa lanciò la sua rivoluzione siciliana, una detenzione ingiusta come sancito dalla Cassazione per tentata concussione, abuso d'ufficio e falso. Anche l'ex PDL Fabio Mancuso fu coinvolto in una inchiesta per corruzione e abuso di ufficio, salvo poi essere assolto. Nella stessa indagine è coinvolto anche il deputato messinese Roberto Corona. Tra i deputati finiti agli arresti anche Gaspare Vitrano del PD, condannato in primo grado a 7 anni, e ancora Riccardo Minardo dell'MPA, arrestato nel 2011. Fino a ieri, come detto, il percorso di Sala d'Ercole non aveva fatto registrare arresti, fino a questa mattina, fino alla retata della finanza.